Buongiorno, sono Roberta Fagotto, Chief Human Capital Officer di SIT. SIT è un'azienda con sede a Padova ed è un'azienda leader globale nella progettazione e produzione di soluzioni intelligenti per il controllo e la misurazione delle fonti energetiche sempre più scarse, come acqua e gas. È un'azienda che opera in più di 70 paesi, all'avanguardia nell'innovazione tecnologica, a supporto di un tema molto attuale che è la transizione energetica. E lo fa con prodotti appunto di efficientamento e poi prodotti connessi. Quali azioni sono state sviluppate per garantire pari opportunità tra uomini e donne all'interno dell'azienda? La cultura aziendale di SIT si è sempre orientata al benessere organizzativo e all'equilibrio tra vita lavorativa e vita professionale. Negli ultimi anni abbiamo intrapreso tutta una serie di azioni che vanno verso questa direzione e in particolar modo uno dei risultati che abbiamo ottenuto è stata quello della certificazione delle pari opportunità. L'abbiamo ottenuta nel 2023 e la certificazione per noi è stata un punto di arrivo, non un punto di partenza. Ed è una modalità per metterci continuamente alla prova su questi temi. Una delle azioni più significative che abbiamo intrapreso è stata la creazione innanzitutto di un rigoroso sistema di governance e poi una strutturazione di tutta una serie di policy interne che dichiaravano esplicitamente la nostra tolleranza zero verso qualsiasi forma e di discriminazione o di violenza. È stato un impegno che è stato supportato da importanti attività di sensibilizzazione interna, di formazione rivolte a tutti i livelli, su temi appunto di leadership al femminile, di stereotipi di genere, di bias inconsci, di molestie. E poi ci siamo impegnati a garantire che la comunicazione aziendale, i processi delle risorse umane siano allineati ovviamente con questi valori, adottando pratiche come, non so, CV blind, annunci di lavoro appunto privi di accezioni, la possibilità di accedere a piattaforme formative indistintamente e possibilità di carriera ovviamente per tutti. E poi devo dire che ci siamo anche sempre orientati a sostenere la crescita delle nuove generazioni, insomma collaborando con scuole ed università per promuovere parità di genere. Abbiamo partecipato anche a career day specifici proprio per le donne in ambito STEM. Ecco. In che modo l'azienda favorisce la conciliazione dei tempi vita-lavoro? La conciliazione vita professionale e vita personale è sempre stato un pilastro per noi, tanto più oggi in cui occuparsi del benessere dei propri colleghi va oltre la semplice organizzazione del lavoro. Per professionisti insomma, del nostro ambito, quindi delle risorse umane, oggi si parla infatti di total reward. La nostra strategia aziendale include un forte focus sulla parte di benessere, quindi well-being e work-life balance, quindi bilancio della vita professionale e personale. E questo impegno insomma ci è stato riconosciuto anche quest'anno dal premio Bellisario proprio come azienda focalizzata sul work-life balance. Lo abbiamo fatto adottando uno smart working flessibile già nel 2019, quindi ante Covid, e oggi abbiamo un regime che prevede fino a 12 giorni al mese di lavoro da remoto. Supportiamo poi attivamente con forme di flessibilità anche d'orario i nostri collaboratori e anche i nostri genitori, perché anche lì abbiamo incentivato le forme di flessibilità, oltre che abbiamo incentivato anche economicamente la genitorialità, attraverso poi una parental policy dedicata sia a genitori naturali che a genitori adottivi, che permette tutto questo e che abbiamo introdotto negli anni scorsi. Per poi considerare un luogo di lavoro inclusivo, abbiamo anche progettato un headquarter strutturato come un'azienda high-tech, quindi sembra un campo tecnologico moderno che non solo rispetta le esigenze insomma, del singolo, ma promuove poi anche molta socialità e interazione insomma, tra colleghi. Abbiamo lanciato anche progetti, programmi di benessere sotto il cappello SIT Program, People Program B,
in cui insomma elargiamo tutta una serie di attività sul mindfulness, yoga, la gestione dello stress, eccetera. Affiancato a questo abbiamo anche un servizio importante di sportello psicologico bilingue messo a disposizione di chiunque ne abbia bisogno e durante addirittura l'orario di lavoro. Come intendete promuovere una cultura organizzativa antidiscriminatoria? Ma promuovere una cultura antidiscriminatoria è un impegno che prendiamo molto seriamente e dichiarare tolleranza zero verso qualsiasi forma di discriminazione non è solo uno slogan per noi, ma un impegno concreto. E abbiamo sviluppato tutta una serie di iniziative proprio per prevenire e contrastare queste possibili forme di discriminazione. Ma non solo, il nostro approccio si basa molto sull'ascolto attivo dei colleghi, attraverso indagini di clima, attraverso sondaggi su temi specifici, su survey per raccogliere i feedback. Questo ci permette di identificare in modo tempestivo eventuali problemi e intervenire quindi con azioni mirate. Quindi l'obiettivo non è reagire, ma cerchiamo di prevenire insomma qualsiasi possibile deriva. Se doveste immaginare un intervento, una misura esterna che possa aiutarvi a realizzare la parità in azienda, quale sarebbe? Il passaggio che mi ha sempre molto colpito è tratto da Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, dove l'autrice riflette sul fatto che per creare in generale una donna ha bisogno di due cose fondamentali. Una stanza tutta per sé e poi un'indipendenza economica. Ora, lei ovviamente applicava insomma, questa affermazione al mondo della scrittura, però il tema dell'indipendenza economica è un tema molto importante. Per raggiungere la parità, la vera parità in generale all'interno del contesto aziendale, non solo il nostro, ma penso a tanti altri contesti aziendali, è necessario raggiungere completamente la neutralità sulla differenza salariale, insomma. E questo è un tema che in questo momento insomma, ci vede particolarmente coinvolti insomma, ed è una leva su cui vogliamo agire in maniera importante. Sicuramente dobbiamo agire sulla parte di sensibilizzazione anche verso la componente maschile su tutti i temi della parità di genere, perché poi non ci può essere una sensibilizzazione unidirezionale, ecco, ma le azioni devono avere una componente sistemica. E infine l'altro punto è andare a supportare quello che è lo sviluppo di carriera al femminile con programmi di mentorship e poi di empowerment. Assieme ovviamente a tutte le forme di flessibilità che declinate sia nei confronti di padri o di madri permettono comunque a donne di progredire nella carriera ritagliandosi insomma la propria stanza della scrittura, ecco. Vorrei lasciarvi con un pensiero che è quello relativo al fatto che ognuno di noi ha il potere insomma, di costruire un ambiente più giusto e inclusivo, non solo attraverso grandi azioni, ma soprattutto attraverso i piccoli gesti insomma, quotidiani. E quindi l'invito a tutti noi è quello di non aspettare che siano gli altri a fare il primo passo, ma essere tutti noi insomma, promotori di un cambiamento. Perché l'inclusione non è solo un valore da sostenere, ma direi una scelta da vivere. E oggi insomma abbiamo tutti noi l'opportunità di fare la differenza.